base di determinazione a tutti gli indipendentisti europei e del mondo che sono qui presenti, in particolare agli investitori, di cui siamo oggi, dei baschi, dei catalani, ed in particolare un fermo saluto e una ferma solidarietà a tutti i prigionieri, a tutti i combattenti corsi baschi che stanno in prigione e che stanno scontando la pena anche per noi. Loro sono in prigione perché sono nostri militanti, sono nostri eroi che hanno combattuto e stanno continuando a combattere. La situazione in Sardegna, brevemente. In Sardegna oggi possiamo dire che la coscienza nazionale dell'essere popolo sta crescendo. Sta invadendo anche, dobbiamo dire, in parte anche quelli che militano nei partiti italiani. Il livello di coscienza è tale che oggi rivendicare il diritto di decidere sta diventando un pensare condiviso. E su questo è che si è inserito Sardegna Nazione ultimamente, mettendo all'ordine del giorno del nostro popolo una decisione importante che il nostro popolo deve prendere. Prossimamente lo Stato italiano deciderà quali sono i siti in cui installare le centrali nucleari. Sappiate che la Sardegna ha già il 70% del suo territorio, cioè il 70% delle servitù militari italiane sono oggi in Sardegna, quindi gran parte del suo territorio è già militarizzato e quindi sottoposto a servitù. Una centrale in Sardegna sarebbe ridurre e perpetuare per sempre lo stato coloniale del nostro popolo. Oggi in Sardegna c'è la consapevolezza che nazioni più piccole della Sardegna sono state, lo erano già da prima o lo sono diventate ultimamente, e addirittura stanno arrivando dei riconoscimenti internazionali per i nuovi stati nati che sono più piccoli della Sardegna. Quindi la prospettiva dello Stato sardo indipendente non è più una prospettiva che è solo utopia, ma è una prospettiva che può diventare reale. Che cosa ha fatto Sardegna Nazione quindi? Ve lo leggo brevemente in francese, quello che sarà poi anche ciò che proietteremo nel nostro tema. Pour un préfet de l'État colonial italien, force de Sardegna, sa centrale nucléaire, et fait de cette radiatrice, Sardegna Nazione di Independenza, ha requis les signatures nécessaires et a demandé un référendum consultatif. Le peuple sardo voterà en mai 2011 sur la question suivante. Êtes-vous contraire à l'installation des centrales nucléaires et des centres de stockage de recherche radioactive? Nous avons appelé les générations sarde du peuple à sa responsabilité. L'acceptation sarde devant ne peut permettre à personne de mettre en danger la santé des générations future. Cioè questo è quello che stiamo facendo. Abbiamo chiamato il nostro popolo a pronunciarsi per un referendum che non sarà soltanto un referendum di carattere ambientale, ma sarà un referendum sulla sovranità, sulla sovranità giustizia di decidere sul nostro territorio nazionale sardo. Per questo abbiamo costituito in Sardegna un comitato, questo comitato per il sito, in cui sono presenti più di 100 organizzazioni sarde, senza distinzione tra centrodestra e centrosinistra. Sono presenti partiti indipendentisti, partiti italiani, sono presenti perché riteniamo che la questione nucleare sia una questione che riguarda tutto il popolo sardo, tutta la nazione sarda, senza distinzione di schieramento o di confessione, cioè tutto il popolo deve essere chiamato. Forse è la prima volta che si sta riuscendo a riunire in un unico comitato tutte le realtà pensanti e che operano oggi in Sardegna. Questo è quello che stiamo facendo e questo continueremo a fare. Questa probabilmente è la 25esima volta che Sardegna Nazione è presente alle giornate internazionali. Siamo soddisfatti di questo ruolo storico che abbiamo avuto anche nell'indipendentismo.
le altre delegazioni devono fare.